Assessore, primo incontro qui a Sappada con la Commissione per la tutela delle lingue minoritarie. Come è andato l'incontro? L'incontro è stato positivo, sono stati espressi due pareri, entrambi favorevoli, uno sulle modifiche alla legge 20 che riguarda appunto le lingue minoritarie, la lingua germanofona in particolare, e uno sul bando che è stato approvato, un bando che mette a disposizione 180.000 euro in progetti di valorizzazione per la lingua tedesca, dei progetti fondamentali per una regione come Friuli Venezia Giulia, che è così ricca non soltanto di territori diversi, di ambienti e di panorami diversi, ma anche di identità fortemente diverse, quindi dal tedesco ma anche al friulano, allo sloveno, presenti sul nostro territorio, che rappresentano delle forti identità. Per la prima volta qui a Sappada. Sì, per la prima volta qui a Sappada ho voluto fissare questo incontro a Sappada proprio per festeggiare l'ingresso di Sappada nel Friuli Venezia Giulia e anche l'accesso per la prima volta di Sappada a questi fondi di valorizzazione dell'identità tedesca.